Dottoressa Nadia Canu, è iniziato di recente il suo incarico qua come direttrice della Fondazione Monteprama. Esatto, un inizio bisogna dire veramente eccezionale perché è stato segnato dall'arrivo di questa nuova scultura che finalmente riprende quel processo di riunificazione del complesso scultoreo di Monteprama qui a Cabras, quindi nel territorio d'origine. Si è svolta oggi quindi la cerimonia per dare il bentornato, possiamo dire così, alla statua di Manneddu. Una cerimonia a cui abbiamo tenuto veramente ad invitare i ragazzi delle scuole, quindi per rappresentare veramente tutta la comunità di Cabras che si deve impadronire di questa eredità e veramente esserne i primi custodi. Che significato ha questo rientro della statua? Il rientro anticipa quello che succederà, speriamo, nel tempo più breve possibile, cioè quando la nuova ala del museo sarà completata, tutte le altre sculture che come Manneddu si trovano a Cagliari, e sono 33 sculture, rientreranno qui a Cabras in un allestimento unico, finalmente pensato esclusivamente su misura per loro, e sarà possibile ammirarli tutti insieme. Vogliamo spiegare anche il significato della parola Manneddu? Nasce dai nomi che la dottoressa Bonino, direttrice del restauro, e i restauratori stessi decidevano di dare a ciascuna statua. Quindi in questo caso la statua rappresenta proprio quella che al momento era la più alta, quindi 193 centimetri di altezza per 330 kg di peso, era effettivamente la statua più imponente tra quelle restaurate. Ricordiamo anche quando è stata trovata. Il ritrovamento è tra quelle degli anni 70, quindi ritrovamenti effettuati a cura della soprintendenza e quindi in particolare dal 1974 fino soprattutto al 1979, quando ci sono stati gli scavi di Tronchetti, che sono stati quelli più diciamo così consistenti anche dal punto di vista della durata e condotti per quel periodo con un metodo scientifico veramente inappuntabile.